Amici di Directa Sport, ancora box sui nostri schermi, siamo in diretta a San Roque per la riunione pugilistica che vale per le finali della fase regionale categoria Schoolboy e Junior. 7 match in programma per i giovani pugili sardi. Si partirà con la categoria Schoolboy. All'angolo rosso per la categoria Schoolboy 42 kg Argiolas Angelo della palestra Palistiche. Si parte con Angelo Argiolas della Palistiche all'angolo blu, Alessandro Salis, Alberto Mura. Si giocano il titolo di campione regionale Schoolboy categoria 42 kg. A seguire le altre finali salirà di peso 46 kg con Lorenzo Mossa contro Daniel Sicchi, Gabriele Schintu contro Salvatore Concas, Filippo Minniti contro Vincenzo Conte. E poi 3 match junior 52 kg, 54 e 57 kg. Questo è il programma. Inizia intanto la prima ripresa tra Angelo Argiolas, Palistiche, l'angolo rosso, angolo blu invece per Alessandro Salis della Boxing Club Alberto Mura. 3 round da 1 minuto e mezzo per quanto riguarda la categoria Schoolboy. C'è iniziato il primo match, è già iniziata la prima ripresa. Con il gancio messo a segno da Argiolas, adesso separati a segno invece adesso Salis, incitato dal suo maestro all'angolo. Ancora al centro del ring i due giovani pugili categoria Schoolboy 42 kg. La giornata di ieri sono svolte le semifinali, oggi le finali in diretta su Directa Sport Lay TV per questa riunione organizzata dall'Accademia Pugilistica San Roque. Qui ancora i tentativi di Argiolas, mentre finisce il primo minuto e mezzo a disposizione sul ring per Argiolas e Salis. Adesso piccolo break di 1 minuto nei rispettivi angoli con i rispettivi maestri. Per Angelo Argiolas della Palistiche e Alessandro Salis della Boxing Club Alberto Mura. A seguire la finale regionale 46 kg sempre Schoolboy tra Lorenzo Mossa e Daniel Roberto Secchi, poi Schoolboy 48 kg Gabriele Schintu della Boxing Club Sant'Elia contro Salvatore Concas della Santa Vittoria Box. Fuori secondi. Filippo Minniti della Box Team Eritu contro Vincenzo Conte della Box San Nicolozzieri per la categoria Junior 52 kg. Elia Lorenzo Murcia dell'Esercito contro Samuel Monte della Turris Martellini, 54 kg sempre Junior Riccardo Zucca della Palistiche contro Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group. In chiusura Junior 57 kg Davide May della Starbox Carbonia contro Gianni Scanu. Il Calangianus, mentre è già ripreso il secondo round, interrotto momentaneamente dall'arbitro per alcuni colpi regolari. Adesso qui provano a studiarsi due. Bella schivata dopo una bella parata da parte di Salis, che adesso deve subire i ganci sul fianco di Argiolas. Adesso tornano a studiarsi due, guardia alta, prova a lavorare con il jab Alessandro Salis. Adesso si scambiano i jabbi, due anche i ganci da parte di Argiolas.
e a segno Argiolas con il sinistro. Adesso però si deve proteggere dalla reazione di Salis. Alle corde Argiolas si difende bene dagli attacchi di Salis mentre sta finendo la seconda delle 3 riprese in programma. A segno con 2 colpi importanti Alessandro Salis proprio in chiusura di ripresa. Torna all'angolo il pugile della Boxing Club Alberto Mura, così come il suo avversario Angelo Argiolas della Palaistiche. I 2 migliori pugili regionali per quanto riguarda la categoria Schoolboy 42 kg stanno sfidando in questa finale. Tra poco la terza e ultima ripresa per questo primo match che apre la riunione pugilistica con quanto riguarda la fase regionale dei campionati italiani Schoolboy e Junior 2021 organizzati dalla Accademia Pugilistica San Roque. Ancora i tentativi da parte di Salis, prova a prendere l'iniziativa in questo inizio di terzo round. Bella schivata di Salis che però poi deve incassare gli attacchi di Argiolas. Ancora Argiolas qua segno con il gancio sinistro, prova a ripetersi. Adesso i due si scambiano una serie di colpi sul volto e bisognerà tirare anche il verdetto dei giudici. Decreteranno il campione regionale categoria Schoolboy 42 kg sul ring, sul quadrato dell'Accademia Pugilistica San Roque. Angelo Argiolas all'angolo rosso contro Alessandro Salis l'angolo blu. Finisce vicino al suo angolo Argiolas, prova ad uscire. Salis deve proteggere dai suoi colpi, prova a lavorare con il jab sinistro, ancora ad entrare dentro la guardia del suo avversario quando sta arrivando alla fine di questo terzo round e quindi del match. Poi a seguire ovviamente il verdetto. Qui ancora Salis che riesce ad entrare nella guardia del suo avversario. Finisce adesso la terza e ultima ripresa, finisce il primo match di queste finali regionali categoria Schoolboy e Junior. Adesso via le protezioni, poi sarà centro del ring per scoprire chi sarà, secondo i giudici, il nuovo campione regionale Schoolboy 42 kg per il 2021. Diamo lettura del verdetto. Vince all'angolo rosso Argiolas Angelo. Vittoria all'angolo rosso per Angelo Argiolas della Palaistiche su Alessandro Salis della Boxing Club Alberto Mura. Angelo Argiolas è il nuovo campione regionale categoria Schoolboy 42 kg. Potrà andare alle fasi nazionali tra gli applausi dei purtroppo pochi presenti in quella palestra. Possono accedere all'interno solamente addetti ai lavori e atleti interessati. Potete comunque seguire grazie alla nostra diretta streaming tutti i match in programma questa sera. Il primo ha già emanato il suo verdetto con la vittoria di Angelo Argiolas. 46 kg all'angolo rosso Mossa Lorenzo Ginnasio Box Sassari, all'angolo blu
Secchi Daniel Roberto, Sesa Boxing Group. Adesso è il momento del secondo match, Schoolboy 46 kg. Lorenzo Mossa all'angolo rosso per la Gymnasium Box Sassari contro Daniel Roberto Secchi della Sesa Boxing Group. Sempre 3 round da 1 minuto e mezzo per i due giovani pugili pronti a salire sul quadrato dopo la sanificazione. Salgono adesso sul ring Lorenzo Mossa, lo vedete lì, l'angolo rosso, alla sinistra dei vostri schermi, angolo blu, alla destra invece rispetto alla nostra postazione per Daniel Roberto Secchi. Questo è per il quinto incontro, Centro del ring per Lorenzo Mossa e Daniel Roberto Secchi. Si giocano, si contenderanno la finale regionale Schoolboy 46 kg. Sempre 3 round e 1 minuto e mezzo, lo ricordiamo. Qui subito Mossa che prova ad affondare. Quindi sempre mobili per il pugile della Gymnasium Box Sassari, che prova ad entrare nella guardia del suo avversario. Adesso prova la risposta Secchi, che riesce ad entrare dentro con un bel jab destro. Qui altro destro a segno invece da parte di Mossa. Continuano a scambiarsi colpi due. Qui a segno ancora Lorenzo Mossa con il jab destro. Adesso il tentativo con il sinistro per il pugile della Gymnasium Box Sassari all'angolo rosso, ancora a segno con Secchi che prova a reagire adesso con un gancio. Adesso piccola fase di studio. A vuoto il destro di Secchi, perché invece di entrare dentro con il destro Mossa colpisce al volto ancora con il destro e poi con il sinistro Mossa, serie di colpi fermati però i due proprio sul finale della prima ripresa da 1 minuto e mezzo. Adesso 1 minuto di riposo per quanto riguarda questa seconda finale regionale Schoolboy 46 kg. Riposo ma anche momento, possibilità per scambiare qualche parola, o meglio ricevere qualche indicazione dai rispettivi maestri. Inizia adesso la seconda ripresa con subito Lorenzo Mossa che prova a prendere l'iniziativa, a vuoto il sinistro, a segno invece il destro di Secchi.
ancora vuoto Mossa, prova ancora ad affondare con un 1-2. Khatibi con il jab per entrambi due giovani pugili, categoria schoolboy. Prende i pugili da 13 a 14 anni, qui ancora un bello scambio di colpi tra Mossa e Daniel Secchi. Entra dentro Argiolas ancora con il destro, sembra subire adesso Secchi, alza la guardia, adesso qualche buona schivata, serie di finte ancora di Mossa, prova a reagire Secchi con il sinistro, si allontana Secchi, indietreggia. Adesso ancora dentro, attenzione, inizia a contare l'arbitro, Daniel Secchi c'è, il conteggio è arrivato proprio sul finale di seconda ripresa, un altro minuto nei rispettivi angoli, poi ci sarà gli ultimi 90 secondi sul quadrato per questi due pugili, Lorenzo Mossa della Gymnasium Box Sassari e Daniel Roberto Secchi della Sesa Boxing Group. Dopo che Angelo Argiolas ha vinto la prima finale schoolboy 42 kg, pugile della Palestic che ha avuto la meglio su Alessandro Salis. Tutto pronto per l'inizio del terzo round. Ultimi 90 secondi sul quadrato dell'Accademia Pugilistica Sarroc a disposizione per Lorenzo Mossa della Gymnasium Box Sassari e Daniel Roberto Secchi della Sesa Boxing Group, con Mossa che prova a prendere l'iniziativa, tentativo con il sinistro, adesso poi a segno con il gancio destro, ancora con il destro Mossa, poi va a vuoto sulla bella schivata di Secchi, che prova ancora il contrattacco. Entra adesso dentro con il destro Secchi, però finisce all'angolo, prova a reagire il pugile della Sesa Boxing Group. Attenzione al paradenti di Lorenzo Mossa, che è caduto sul quadrato. Dunque interruzione in questa terza ripresa. Qui a segno ancora Lorenzo Mossa, e riesce ad entrare nella guardia del suo avversario, fermato ancora però momentaneamente questo round. Prova la reazione Secchi, dentro con il destro, ancora Secchi, e poi riesce con un jab sinistro ad entrare e colpire nuovamente al volto il suo avversario, ancora con il sinistro Daniel Secchi proprio sul finale di terza ripresa. Applausi anche per questi altri due giovani pugili che hanno appena disputato la finale schoolboy 46 kg per quanto riguarda la finali regionali organizzati dall'Accademia Pugilistica Sarroc nella palestra di Via del Mare. Ovviamente restiamo in attesa della lettura del verdetto.
Diamo lettura del verdetto. Vince all'angolo rosso Mossa Lorenzo. Vittoria all'angolo rosso per Lorenzo Mossa della Gymnasium Box Sassari, campione regionale per quanto riguarda la categoria Schoolboy 46 kg, che ha avuto la meglio su Daniel Roberto Secchi della Sesa Boxing Group. Adesso stiamo in attesa dell'inizio del terzo match tra Gabriele Schintu del Boxing Club Sant'Elia, angolo rosso per lui, Salvatore Concas invece della Santa Vittoria Box, di San Rock. Per la categoria Schoolboy 48 kg, all'angolo rosso Schintu Gabriele, Boxing Club Sant'Elia, all'angolo blu Concas Salvatore, Santa Vittoria Box, arbitri, giudici, attori, Busi, Brioccia, Manu e Poti. Terzo incontro della serata, questo tra Gabriele Schintu e Salvatore Concas, sempre 3 round da 1 minuto e mezzo. Categoria Schoolboy si sale di peso, adesso siamo alla finale per i 48 kg. Con la visita del peso che è avvenuta alle 17:30. I match si sono aperti in serata con la vittoria di Angelo Argiolas della Palestiche, abbiamo assistito poco fa, quella invece di Lorenzo Mossa della Gymnasium Box Sassari. Quanto riguarda queste fasi regionali, campionati italiani Schoolboy Junior 2021, con l'organizzazione dell'Accademia Pugilistica San Rock. Inizia il match tra Gabriele Schintu e Salvatore Concas, con i primi colpi messi a segno da Concas della Santa Vittoria Box, che porta all'angolo il suo avversario e mette a segno una serie di colpi fermati. Poi si riparte con Concas, che ha iniziato molto bene questa finale. Adesso serie di finte, prova ad entrare ancora dentro la guardia del suo avversario, gancio sinistro a segno, adesso portato ancora all'angolo da Concas. Gabriele Schintu che prova a reagire, adesso incassa il jab destro sul volto. È stato subito forte Concas, adesso rimette alle corde ancora il suo avversario, arriva però la reazione di Schintu, qui schiva il tentativo con il sinistro di Concas. Ultimi secondi di questa prima ripresa, finisce questo momento con gli applausi per Gabriele Schintu e Salvatore Concas. Questo è il terzo dei 4 match categoria Schoolboy. A seguire ci sarà quello 52 kg tra Filippo Minniti e Vincenzo Conte.
Inizia la seconda ripresa tra Gabriele Schintu, angolo rosso per il pugile della Boxing Club Sant'Elia, angolo blu invece per il suo avversario Salvatore Concas della Santa Vittoria Box, che qui riesce a mettere dentro il sinistro. Attenzione all'incontro, alla ripresa che viene sospesa momentaneamente, poi si riparte ancora con Concas. Qui si ritrova all'angolo con Schintu che ha ribaltato la situazione rispetto a quella iniziale. Concas però riesce ad uscire, adesso prova con il gancio sinistro, a vuoto stavolta il tentativo del pugile della Santa Vittoria Box. Ancora dentro Concas, adesso break. Ancora Concas dentro con il destro e con il sinistro, ancora a colpire in pieno volto il suo avversario, messo alle corde. Attenzione allo stop. Finisce la seconda ripresa tra Gabriele Schintu e Salvatore Concas. Tutto pronto per l'inizio della terza e ultima ripresa per quanto riguarda la finale regionale Schoolboy 48 kg tra Gabriele Schintu, angolo rosso della Boxing Club Sant'Elia, Salvatore Concas della Santa Vittoria Box in angolo blu. Qui tentativi di Concas, che adesso però deve difendersi sulla reazione di Schintu. Qui Concas però riesce ancora ad entrare alla guardia del suo avversario. Aspetta un attimo prima di prendere l'iniziativa. Adesso arriva ancora il tentativo, una volta di Schintu che prova a mettere alle corde il suo avversario. Adesso Concas si ritrova all'angolo, serie di colpi sui fianchi per Schintu. Arriva la reazione però di Concas a vuoto. Questi tentativi, ultimi secondi, riesce con un gancio a colpire il suo avversario. Finisce il match alla terza ripresa da 1 minuto e mezzo tra Gabriele Schintu e Salvatore Concas. A seguire ci sarà invece la sfida tra Vincenzo Conte, che visto forse inquadrato per un attimo adesso al passaggio nella nostra postazione al ring, nell'angolo blu, pugile della box San Nicolozzieri, che sfiderà Filippo Minniti invece della box team Merritu per quanto riguarda l'ultima finale regionale Schoolboy in programma questa sera, categoria 52 kg. Adesso noi aspettiamo il verdetto invece per la finale Schoolboy 48 kg, finale regionale tra Gabriele Schintu e Salvatore Concas. Diamo lettura del verdetto. Vince all'angolo blu Concas
vittoria all'angolo blu per Salvatore Concas della Santa, vittoria box su Gabriele Schinto, dunque nuovo campione regionale categoria Schoolboy 48 kg quanto riguarda il 2021. Adesso consueto scambio di medaglie tra i due, con la gioia di Salvatore Concas per essere riuscito a vincere questo match. Adesso qualche istante d'attesa per la finale regionale Schoolboy 52 kg tra Filippo Minniti della box team Irritu e Vincenzo Conte per quanto riguarda invece la box San Nicolozzieri. Giudici Azzori, Busi, Zanzi, Mannu e Fotti. Salgono adesso Filippo Minniti, angolo rosso per boxing team Irritu e Vincenzo Conte della box San Nicola Ozieri. Finale regionale Schoolboy 52 kg, altri 3 round da 1 minuto e mezzo. Per i due giovani atleti che salgono sul quadrato dell'Accademia Pugilistica San Roque, sta ospitando queste finali regionali. Sono svolte ieri le semifinali, le finali invece ve le raccontiamo in diretta su Directa Sport Lei TV in collaborazione con Steve Sport, partner numero 1 di Directa Sport per quanto riguarda gli sport di combattimento e non solo. Inizia la prima ripresa, finale regionale Schoolboy 52 kg, angolo rosso, pantaloncini bianchi per Filippo Minniti, Vincenzo Conte invece all'angolo blu. Vengono subito fermati i due. Un altro stop. Si torna a boxare con i tentativi presi da Vincenzo Conte. Altra interruzione in questa prima ripresa, con l'arbitro che va ancora a dire qualcosa a Filippo Minniti. Adesso prova ad allontanarsi dal suo avversario. A vuoto i tentativi di Conte, prova a lavorare ancora con i dritti come gli segnalano i tecnici ai maestri. Al suo angolo blu, adesso messo alle corde Filippo Minniti proprio sul finale di questa prima ripresa, di questi primi 90 secondi.
consueto momento dedicato alle indicazioni per i maestri nei rispettivi angoli, mentre tutto pronto per l'inizio della terza ripresa. Altri 90 secondi sul quadrato per Filippo Minniti e Vincenzo Conte. Adesso al centro del ring con Conte che prova a prendere l'iniziativa, mette Minniti alle corde, ma match che viene ancora interrotto. Adesso è Minniti che entra dentro la guardia di Conte. Adesso si attiva di Conte, finisce alle corde con un bel calcio destro, però riesce a colpire da allontanare il suo avversario. Altro gancio destro a segno, arriva un altro stop, un'altra irregolarità segnalata dall'arbitro qui dentro con il jab sinistro invece Vincenzo Conte. Qui ancora iniziativa presa da Conte, anche se deve subire poi il colpo di Minniti. Molto spezzettata anche questa seconda ripresa, così come è stata la prima, con tanti stop da parte dell'arbitro. Ancora Conte che mette alle corde il suo avversario. Eccolo qui un altro stop. Ricordiamo, si sta combattendo per la finale regionale categoria Schoolboy 52 kg, fase regionale dei campionati italiani 2021 Schoolboy e Junior, che stanno svolgendo qui a San Roque, all'Accademia Pugilistica San Roque. Finisce il secondo round, la seconda ripresa. Un altro minuto di pausa all'angolo per i due pugili Filippo Minniti e Vincenzo Conte, poi tornare al centro del quadrato per l'ultimo minuto e mezzo. Quanto riguarda la categoria Schoolboy, poi ci saranno 3 incontri junior, 52 kg, 54 kg e 57 kg, da non perdere sugli schermi di Directa Sport Lei TV, in collaborazione con l'Accademia Pugilistica San Roque, con il supporto, oltre che ovviamente di tutti gli sponsor in questo evento, anche menzione particolare per Steve Sport, Fuori secondi. il numero 1 di Directa Sport, quando c'è da raccontare box e non solo. Subito a prendere l'iniziativa a Conte all'inizio della terza ripresa, a portare l'angolo alle corde il suo avversario, riuscito ad entrare dentro la sua guardia, a colpirlo. Adesso provano ancora i due tentativi con il destro di Conte dietro la nuca però di Filippo Minniti, e ancora adesso prova a reagire. Adesso arriva il break. Entra dentro Minniti, prova la reazione Conte. Altra interruzione. E a segno il tentativo di Minniti, però colpito anche alla nuca il suo avversario. Quindi messo alle corde Minniti, arriva un altro break, continua ad essere tanto spezzettata anche questa terza ripresa. Finisce adesso però l'incontro finale Schoolboy 52 kg tra Filippo Minniti della Boxing Team Merito e Vincenzo Conte della Box San Nicolozzieri. Faremo poi la lettura del verdetto dopo le vittorie di Angelo Argiolas, di Lorenzo Mosa e di Salvatore Concas. Avremo anche il quarto campione regionale Schoolboy, stavolta per la categoria 52 kg.
vince all'angolo blu Conte Vincenzo. Vittoria all'angolo blu per Vincenzo Conte della box San Nicola Ozieri, dunque campione regionale Schoolboy 52 kg. Successo su Filippo Minniti della Boxing Team Ritu. Questo era l'ultimo match categoria Schoolboy. Ci attenderanno dopo 3 match categoria junior con i primi pugili che passano anche vicino alla nostra postazione. Avete forse visto inquadrato Samuel Monte della Turris Martellini, che attende ovviamente di salire sul ring per la sfida per il titolo junior 52 kg. Per la categoria junior 52 kg, all'angolo rosso Murgia Elia Lorenzo, OSD Esercito, all'angolo blu Monte Samuel Turis B Martellini, arbitra Mas, giudici Azzori, Busi, Zanzi, Brioccia e Cotti. Passa adesso anche Lorenzo Elia Murgia della SD Esercito, categoria junior 52 kg, angolo rosso per lui, angolo blu invece come già detto per Samuel Monte. Disputeranno il quinto dei 7 match in programma oggi. Sale anche il tempo delle riprese adesso, non più 1 minuto e mezzo ma 2 minuti. Quanto riguarda la categoria junior, qui vediamo Lorenzo Elia Murgia, adesso al centro del quadrato anche Samuel Monte. Ci aspettano le protezioni, poi iniziare la prima delle 3 riprese da 2 minuti. Dovranno affrontare sul ring dell'Accademia Pugilistica Star Rock, che sta ospitando e organizzando queste fasi regionali dei campionati italiani 2021 Schoolboy Junior. Terminate le finali Schoolboy, è il momento di iniziare con le finali junior. Angolo rosso per Lorenzo Elia Murgia, accompagnato da 2 sottufficiali, Alessio Borea e Gianluca Murgia, che è il padre di Lorenzo Elia, che adesso prova a prendere l'iniziativa. A vuoto i tentativi di Murgia, questi invece vanno a segno però anche Monte. Di schivate da una parte e dall'altra, anche di finte per Murgia, che aspetta il momento giusto per affondare ed entrare nella guardia del suo avversario. Qui il tentativo col sinistro dato a segno. Entra anche il questo sinistro di Murgia e poi il destro, sinistro a segno invece per Monte. Ancora i tentativi di Murgia, che prova ad entrare dentro la guardia del suo avversario. SD Esercito per Elia Lorenzo Murgia, invece della Turris Box Martellini. Samuel Monte all'angolo blu. Vuoto il sinistro di Murgia. Adesso è Monte che invece prova a prendere l'iniziativa. Adesso qui va dentro con il destro, si indietreggia vicino alle corde, finisce la prima ripresa da 2 minuti, primi 120 secondi sul quadrato.
Per Elia Lorenzo Murgia e Samuel Monte seguiranno altre 2 riprese sempre da 2 minuti, dopo il consueto minuto di pausa all'angolo per ascoltare le indicazioni dei rispettivi maestri. Bagnato da 2 tecnici Lorenzo Elia Murgia, papà compreso. Fuori secondi. Inizia la seconda ripresa, altri 2 minuti sul ring per Lorenzo Elia Murgia e Samuel Monte. Angolo rosso per Murgia, angolo blu per Monte. Cattivi con il destro e col sinistro, non riesce però ad entrare. Adesso anche qualche finta per Murgia, aspetta il momento giusto, che se Monte riesce invece a colpire il suo avversario. Adesso va dentro ancora Monte, poi Murgia. Stanno combattendo una bella finale, ricordiamo, finale regionale categoria junior 52 kg. Seguirà poi quella junior 54 kg, l'ultima junior 57 kg. Da non perdere sugli schermi di Diretta Sport e sul ring dell'Accademia Pugilistica San Rocco. I tentativi con il gancio da parte di Monte. Adesso la finta col sinistro, va dentro con il destro, bel jab, colpito il suo avversario. Adesso va invece con il sinistro e poi nuovamente con il destro, ancora come il Monte e ancora viene indicato all'angolo dai rispettivi maestri. Sa cosa fanno i 2 tecnici Alessio Borea e Gianluca Murgia sull'angolo rosso ad incitare Lorenzo Murgia, che prova proprio su questo finale di ripresa a reagire. Altro un minuto di pausa prima dell'inizio della terza e ultima ripresa. Seguire ci sarà la sfida tra Riccardo Zucca della Palistiche e Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group, categoria junior 54 kg, con un altro pugile della Palistiche sul ring dopo la vittoria di Angelo Argiolas per la finale Schoolboy 42 kg. Iniziata la terza e ultima ripresa. Qui a vuoto Monte, va invece a segno Murgia. Riesce ancora con il sinistro a colpire il suo avversario, bel calcio sinistro a parte di Murgia, e prova a prendere le distanze, poi bella schivata, attenzione qui a Monte che colpisce, però forse in un momento in cui non avrebbe dovuto il suo avversario. L'arbitro che ha momentaneamente interrotto la ripresa. Si attaccano quasi in contemporanei i 2. Mi ha dato un colpo sulla nuca. Parte dell'arbitro, si torna al centro del ring, si può tornare a boxare con il tentativo a vuoto da parte di Monte. Questo invece va a segno per il pugile della Turris Martellini.
segno ancora Monte con il destro, passata la guardia di Murgia, aspetta il momento giusto, qui riceve invece un altro colpo al volto, allora prova a reagire il pugile della SD Esercito, angolo rosso per lui. Si scambiano una serie di colpi al volto, questo sul destro colpisce ancora sul volto Lorenzo Murgia, il destro di Samuel Monte proprio sul finale di match, ultima ripresa, poi l'abbraccio sportivo tra i due per quanto riguarda questa finale junior 52 kg, finale regionale, campionati che poi saranno italiani. Che decreteranno chi parteciperà alle fasi nazionali. Adesso è il momento della lettura del verdetto. Vince all'angolo blu Monte Samuel. Vittoria all'angolo blu per Samuel Monte della Turis B Martellini su Lorenzo Elia Murgia dell'SD Esercito. Dunque Monte nuovo campione junior 52 kg per quanto riguarda il 2021, per quanto riguarda ovviamente le fasi regionali, con il successo su Murgia. Concluso dunque questo quinto match, siamo in attesa degli ultimi due, categoria junior 54 kg e 57 kg. Primo sarà quello tra Riccardo Zucca e Giuseppe Nardi. C'è il saluto alla nostra telecamera di Samuel Monte, ha battuto Lorenzo Murgia. Azzori, Busi, Zanzi e Fonti e Manu. Angolo rosso per Riccardo Zucca della Palestiche, angolo blu per Giuseppe Nardi invece della Sesa Boxing Group, sempre 3 round da 2 minuti per il titolo regionale junior 54 kg. Primo a salire sul ring è Riccardo Zucca della Palaistiche, angolo blu per lui. Adesso invece sale sul ring anche Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group.
dovrebbe essere già pronto all'angolo blu Giuseppe Nardi. Adesso arriva anche Riccardo Zucca della Palaistiche, secondo atleta. La Palaistiche, abbiamo visto al primo round Angelo Argiola, si iniziano subito forte i due con tanta intensità da una parte e dall'altra, sia per Zucca che per Nardi, che adesso prova a reagire all'iniziativa anche veloce da parte di Zucca, forse ha colto un po' di sorpresa il suo avversario. Adesso serie di colpi ancora per Zucca dopo lo stop. Qui dentro invece il tentativo di Nardi nella Sesam Boxing Group, ancora Nardi che prova dopo l'inizio molto forte da parte di Riccardo Zucca a prendere le misure, a reagire. Adesso qui ancora Zucca però che riesce ad andare a segno. Segno anche questo destro di Zucca. Poi prova un altro gancio. Finisce la prima ripresa all'alta intensità tra Riccardo Zucca della Palaistiche e Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group, finale regionale junior 54 kg, che visto sul quadrato dell'Accademia Pugilistica di San Roque davvero tanta intensità a partire dai primi secondi. Inizio forte da parte di Riccardo Zucca. Angolo rosso per il pugile della Palaistiche, angolo blu invece per Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group. A seguire poi la finale tra Davide Mei della Starbox Carbonia e Gianni Scanu. Il gruppo pugilistico Calangianus sarà l'ultimo match, quello che vale per la finale junior 57 kg, mentre sta per iniziare la seconda delle tre riprese tra Riccardo Zucca e Giuseppe Nardi. E ancora i tentativi di Zucca, attenzione, corde, si era per un attimo impigliato Zucca, è arrivato lo stop dell'arbitro, qui va a segno invece Nardi, prova anche con un gancio a colpire il suo avversario. E ancora tentativi in gancio da parte di Giuseppe Nardi. Qui si allacciano invece i due, fermati prontamente dall'arbitro. Può tornare a boxare questa seconda delle tre riprese da 2 minuti per la finale junior 54 kg tra Riccardo Zucca e Giuseppe Nardi. Dentro il destro di Nardi, prova la reazione Zucca dopo il colpo incassato con un jab sinistro.
Ancora Nardi, poi la reazione di Zucca, il contrattacco di Zucca che tiene una guardia alta, per volta portato però all'angolo. Zucca riesce a ribaltare la situazione, a colpire con il destro Nardi. Siamo alla fine di questa seconda ripresa. Sono in questo momento sono andati altri 2 minuti tra Riccardo Zucca e Giuseppe Nardi. Un altro minuto di pausa. Ultima ripresa per scoprire chi avrà vinto il titolo campione regionale junior 54 kg. Nuovamente al centro del quadrato dell'Accademia Pugilistica San Roque, che sta ospitando e organizzato questa fase regionale dei campionati italiani Schoolboy e Junior. Sul ring Riccardo Zucca della Palestiche e Giuseppe Nardi della Sesa Boxing Group per la finale regionale Junior 54 kg. Angolo rosso per Zucca. Nardi. State 2 riprese molto intense. Qui dentro il destro di Zucca. Adesso fase di attesa per entrambi, con Nardi che prende l'iniziativa. Qui il tentativo con il destro. Azione di Nardi, prova ancora ad entrare nella guardia del suo avversario. Ora i tentativi di Zucca. Entra fase di attesa, centro del quadrato. Nessuno sembra voler prendere l'iniziativa in questo finale. Ci prova Nardi che manda alle corde e poi all'angolo del suo avversario. Zucca prova la reazione con il sinistro, deve però ancora difendersi dai colpi. Eccolo qui il destro dentro di Zucca. Siamo agli sgoccioli di questa finale junior 54 kg, penultimo match in programma in questa serata qui a San Roque. Serata dedicata ai giovani, ai ragazzi, scontendono il titolo regionale delle rispettive categorie. Finisce il match, finisce la terza ripresa tra Riccardo Zucca e Giuseppe Nardi, tendendo ovviamente la lettura del verdetto. Centro del ring per Riccardo Zucca e Giuseppe Nardi. Vediamo se arriva la lettura del verdetto. Ancora qualche secondo di attesa per scoprire il campione regionale junior 54 kg. La lettura del verdetto: vince all'angolo rosso Zucca Riccardo. La vittoria va a Riccardo Zucca della Palestiche, che bisa il successo di Angelo Argiolas, anche lui della Palestiche, per quanto riguarda la categoria Schoolboy 42 kg, e dunque campione regionale. Successo su Giuseppe Nardi.
questo sesto match in programma stasera, tra poco l'ultimo con Davide May della Starbox Carbonia e Gianni Scanu. Avete visto un attimo inquadrato il gruppo pugilistico Aurora Calangianus. Per la categoria junior 57 kg, all'angolo rosso May Davide, Starbox Carbonia, all'angolo blu Scanu Gianni Calangianus, arbitra Azzori, giudici Busi, Zanzi, Brioccia, Mannu e Forti. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo match tra Davide May della Starbox Carbonia e Gianni Scanu, gruppo pugilistico Aurora Calangianus. Finale regionale junior 57 kg che chiuderà questa serata di box organizzata dall'Accademia Pugilistica San Rock qui nella palestra di Via del Mare. Che vi stiamo raccontando in diretta su Directa Sport Live TV, collaborazione con Steve Sport. Sale sul ring Gianni Scanu, angolo blu per lui. Adesso sale sul ring anche Davide May, la Starbox Carbonia. Ora qualche secondo d'attesa prima di salire. Adesso sì, sale Davide May, vedete lì in alto a sinistra, mentre viene sistemato il caschetto di protezione, viene fatto altrettanto all'angolo blu per Gianni Scanu da parte dei due maestri. Centro del ring per Davide May e Gianni Scanu, tutto pronto per l'inizio della prima delle tre riprese, sempre da 2 minuti, lo ricordiamo. Finale regionale junior 57 kg, settimo e ultimo match in programma questa sera sul ring dell'Accademia Pugilistica San Rock. Inizia adesso la prima ripresa di studio prima di affondare il colpo. Il primo tentativo è di May, arriva però subito la reazione di Scanu che riesce a colpire il suo avversario, lo fa anche adesso con il sinistro. Adesso serie di finte, va dentro May con il gancio destro. Adesso jab, va dentro anche per Scanu. Adesso serie di colpi messi a segno per entrambi i pugili con il destro dentro di Davide May. Non affonda invece con il sinistro. Prova Scanu. Ancora Scanu che manda letteralmente all'angolo, infatti l'arbitro segnala la spinta del pugile dell'Aurora Calangianus. La Starbox Carbonia invece Davide May che aspetta qui il sinistro, la finta col sinistro, va dentro invece con il destro Gianni Scanu, riesce a mettere a segno anche questo jab sinistro. Bene dentro May con questo destro, colpo importante messo a segno dal pugile di Carbonia.
Esaurita la prima ripresa, i primi 2 minuti sul ring. Questa finale regionale 57 kg junior tra Davide Mei e Gianni Scanu. Fuori secondi. Inizia la seconda delle 3 riprese, altri 2 minuti sul quadrato per Mei e Scanu. Con i tentativi di Mei, Scanu si deve difendere, adesso prova il contrattacco, va dentro con il sinistro, va dentro anche Mei, finta con il destro, adesso dopo una finta col sinistro va dentro con il destro Mei, che però incassa serie di colpi da parte di Gianni Scanu. Finisce all'angolo, adesso continua a muoversi sul ring, pugile all'angolo blu dell'Aurora Calangianus, Gianni Scanu, e prova a reagire, destro, gancio destro a segno per Gianni Scanu, adesso torna al centro del ring, prova ad affondare con il sinistro Mei, poi con il destro, attenzione allo stop che arriva in questa seconda ripresa. Seconda delle 3 riprese del settimo e ultimo match in programma questa sera sul ring dell'Accademia Pugilistica San Rock. Prova ad andare dentro Mei con il destro, la reazione di Scanu, ancora Mei che riesce ad allontanare il suo avversario, jab destro, ancora destro e sinistro sul volto. 3, finisce la seconda delle 3 riprese, altro minuto di pausa prima degli ultimi 120 secondi di pugilato questa sera. Inizia perché non so Davide, è l'ultima. Fuori secondi. Ultime indicazioni, rispettivi angoli per i 2 maestri di Davide Mei, angolo rosso per il pugile della Starbucks Carbonia, angolo blu per Gianni Scanu e l'Aurora Calangianus. È già iniziata la terza ripresa con Mei che prova con il sinistro ad entrare dentro la guardia di Scanu, guardia alta però per il pugile dell'Aurora Calangianus, che adesso incassa, prova a reagire, arriva a serie di colpi messi a segno da Mei, anche adesso con il sinistro, poi la reazione in pieno volto di Scanu sul destro, arriva il time, forse una perdita di sangue, soccorso a bordo ring Gianni Scanu dell'Aurora Calangianus.
si riprende a boxare, poi il time chiamato per permettere le cure a Gianni Scanu. Qui prova a reagire dopo il primo assalto di Davide May. Dentro il diretto con il destro da parte di Davide May, poi accenna solo momentaneamente una reazione Gianni Scanu, che è costretto a mantenere la guardia alta senza possibilità però di reagire. Adesso sì che reagisce, ma c'è il break. Ultimi secondi, quest'ultima finale regionale dell'Accademia Pugilistica di San Roque. Il sinistro tentato parte di May, che adesso deve subire invece i colpi all'addome Gianni Scanu. Arriva un altro time, necessario un altro intervento medico per Gianni Scanu dell'Aurora Calangianus. Sta finendo anche questa terza ripresa. Allora, ultimi colpi a segno sia per Davide May che Gianni Scanu. Finisce adesso il match. Applausi meritati per Davide May e Gianni Scanu, che hanno combattuto 3 belle riprese qui sul ring dell'Accademia Pugilistica San Roque per quanto riguarda la finale regionale junior 57 kg. Noi ovviamente aspettiamo il verdetto, la lettura del verdetto, per scoprire chi sarà il campione, e poi procederemo con i saluti finali. Questa serata di questa riunione pugilistica per la fase regionale dei campionati italiani Schoolboy e Junior 2021 organizzati a San Roque. Andremo a fare anche un piccolo riepilogo poi dei 7 match combattuti, in attesa ovviamente di scoprire il vincitore Diamo lettura del verdetto. di questa finale Junior 57 kg. Vince all'angolo rosso Vince all'angolo rosso Davide May della Star Box Carbonia su Gianni Scanu, che è dunque il 7° campione regionale di questa sera per la categoria Junior 57 kg. Aveva aperto le danze Angelo Argiolas per il Schoolboy 42 kg, Schoolboy 46 kg, Lorenzo Mosa della Gymnasium Box Sassari, Salvatore Congas della Santa Vittoria Box, campione regionale Schoolboy 48 kg, campione regionale Schoolboy 52 kg, Vincenzo Conte della Box San Niccolo Zieri. Poi categoria Junior 52 kg, la vittoria di Samuel Monte della Torres Martellini, la vittoria di Riccardo Zucca della Palestiche Junior 54 kg, e adesso quella di Davide May della categoria Junior 57 kg. Dal ring dell'Accademia Pugilistica San Roque per questa sera è tutto. L'auguro di una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Directa Sport.